così. Bene o male. Allora, questi signori devono arrivare a mare. La no? bambina, no, il bambino viene messo a modo e viene lavato con la pietra perché se levano tutto cose. Sì. Dopodiché se ci fa questo panino che è moleggiane fritte, Sì. che si vede vicino tutto pulito, con questo panino in mano, con d'oglio arancione che ci scuola rancido, fosforescente, perché prima c'era una friuta di cotolette. Sì. Perciò d'oglio gli addevendo vicino fosforescente, magari lo virano di Villa San Giovanni, magari oscuro, no? Ora chi è la famiglia che va al mare? La famiglia è ovviamente la famiglia Falsaperla, formata dal signor Falsaperla, che è quest'uomo un po' panciuto, un po' corpulento, con queste capite inzavate, perché da doccia non se la faccia tanto dormire che mi gira a mare, che mi faccia fare a doccia a casa, spandavo l'acqua. Poi accanto a lui tra l'altro è l'unico uomo al mondo, Salvo, che riesce a guidare l'auto senza mani. Non ci dicono queste cose. È l'unico uomo, no, lui guida senza mani perché tu c'avi un virdico prensile, e tu salippa con il virdico con la panza andò stesso e guida con la panza, perché con una mano cerca Gigi D'Alessio in tutte le stazioni del mondo, l'altro razzo è non appoggiato al finestrino, appennuto un finestrino, che ce l'ha l'alone giallo da uscita un spottello, quando vede acqua si vede, no? Accanto a lui c'è la signora Falsaperla con prende sole, il zoccolo dottor Scholz, perché devono essere per forza chiede, dietro c'è il bambino, la bambina, un anno, perché abbiamo detto che un anno sopportano, e la signora depresso, la vicina di casa, che siccome arrestavo video, mi schiena appena lasciato solo o lebrino di domenica, sa carrozzino, anche perché un anno, la signora, ci riesce. E già stanno come un anno con un anno, no? Sì, per non lasciarli soli, per non lasciarli soli. Tu sei una mano, chiappa una coscia, un femore, insomma, una rotola, credo che arrestavo una signora con me. Se non che, immaginate questi 6 individui inzasezzati in 228, proprio inzasezzati, con papà picchiolo lo sputtello terrere, in cacao copere, succato vociato, poi ci chiede lo sputtello, i lascia da Izza sotto vuoto. Immaginate questi che prendono la salita di San Gregorio, con il sole a pico a manzionno, davanti un motore cavugli, un sole al centro e la caloria da pasta al forno un cofano terrere. Quella macchina è un forno crematorio, non è che è una macchina. Un piccerino con i pantaloncini, mischino, siccome il 128 c'aveva i sedili di pelle, finta pelle nera, un piccerino che i pantaloncini sura, quando arrivano a mare, per spiegarlo da serile, ci vuole cristiani, perché in biga a Cassotto, io conosco gente, con papà c'avevo 128, io non ci cresce un ipilo a Cassotto a vita. No, veramente. C'è una mia amica che ha un sedile di 128 un do bagno, lei tutte le mattine 20 minuti ci appoggia chi sta qua. Ida dice che ci appoggia questi, poi ognuno ha quindi è una depilazione assoluta e veritiera e non più. D'accordo. Ora immaginate, arrivano al casello, insomma tutte insassate da Inza, come arrivano al casello, ora chi di voi ha bambini ha fatto qualche volta l'autostrada saprà che il bambino a 9 anni si sente più dannuzzo, si sente importante, vuole essere protagonista della giornata, per cui appena arrivano al casello il bambino educatamente esclama: papà! Sauddo piccerino ma no così. Papà, voglio pigliare io il biglietto. Certo papà orgoglioso, fa mezzo che avanti alla macchina, il bambino scippo giravito dal finestrino terrere, perché nel 128 dopo il giorno la manopola si spascia. Non c'è alzacristalli elettrico, per tenere il finestrino ci vuole un giravito oppure mezza molletta di chi da per robe, un iacco che tiene il finestrino. Vicino scippo o giravito il finestrino se ne cala, che poi dice non si può pigliare più, no. Falsaperla intelligentemente ci dice un puttosino, ci attaccava un spacca e si ritorna a chiana, tipo ponte levatoio da Castello Ussino, no? Il bambino fa calare questo finestrino, si ritrova davanti questo bottone, bello rosso del casello, va per mungere un bottone, pronto, è un momento importante della sua vita, munge, pum, appena munge due bottoni, cominciano a suonare tutte cose, po, pi, pi, po, ci calava la sbarra che non aveva funzionato mai. Aveva la sbarra davanti, macchina d'arriere, non poteva ir né avanti né manca arriere, tutto tagliava una idro e con indifferenza, giustamente, il signor Falsaperla, sgraziato, che toccaste? Che papà, un biglietto, moto, state disonesto, che stanno tagliando tutta parte, che toccaste? Che papà, che non cerca, sempre danno fai, pigliaste le tomate. Perché il bambino quando fa danno pigliava la mamma, sempre, giusto? Che mongiste? Che papà, oh via, teneste stato moto, patta la prima iangata all'indirizzo del bambino che è saltato terrere, quindi un ne piglio, no? Moto state, pommo, vicino che aspetto, saccala, poi ci vanno a messo un anno. Certo. Lui mischino un anno senza mangiare e senza vivere con una iangata a rendere a trovare un do primo casello. 780 euro di rendere tutta saliata andare all'autostrada. Il bambino aspetto si inficca sotto il sedile,
perché vede che la gatta è malapigliata, no? Giustamente il marito, non potendo se la pigliare con il figlio, con cosa la piglia? Con la moglie. Le vittime di tutte sono poi le mogli, no? Disgraziata, disonesta. T'avevo detto che non avevo mai nascere da casa, che io mi sentivo a casa, che non va a capitare qualche cosa brutta, mentre che non posso essere ascoltato, mentre che porti causa e poi combasta in questa famiglia. Disonesta, tu disgraziato da tuo figlio, tuo pace, la signora da peso, accattassi 10 euro di benzina senza piombo per non inquinare e verrà a fuoco con tutto 128. Disonesti. Nel frattempo, tutto questa camorria, al casello si avvicinano delle persone, uno in divisa, un funzionario. Dice, buongiorno, complimenti, dice, vada avanti, si mette a seccare, dice, da lato, complimenti. Dice, come complimenti? Dice, complimenti, questa è la milionesima macchina che passa da questo casello, per cui l'ANAS, Società Autostrade, ha deciso di regalarle 20.000 euro. Io dopo cancelo tutto così. Sarita! Ma io stamattina pare che mi sentivo a casa, che non va a capitare qualche cosa bella, va. Pare che mi sentivo a casa. Vedo papà! Il bambino, vedo papà. C'è venuto prima, ci aveva tagliata la mano, ora vedo papà. Onde si fate vedere tutto suo pace, preciso, 2 gocce d'acqua. Fate vedere, vedo papà. Fate un anno con te, una 20.000 euro con una annata, scassatamente di coppa, un anno non capisce niente. Ci pareva che ogni tombolata che c'era una pigliava 20.000 euro. Guarda, è una cosa stranissima però. Insomma, arrivano telecamere, fotografi, perché era un evento giustamente pubblicizzato dall'ANAS. Ora, quando ci sono telecamere, dove ci sono fotografi, dove c'è un microfono, può mancare Salvo La Rosa, secondo me, sì. Caichino si inficca a tutti gli ignori, si inficca. Per cui, brandendo il suo microfono come una spada, come una spada, sì, come un cavaliere della tavola rotonda, si inficcava a mezza fuga. Oh, Leo, fammi passare, sogno parente di Peppa Baudo, Leo da qua, sogno figliozzi. S'allagava la folla tipo il Mar Rosso quando passava Mosè, e lui col suo microfono si avvicina al signor Falsaperla e fa la fatidica domanda. Signor Saro, complimenti, Grazie. lei ha vinto 20.000 euro, Grazie, è stato Rosa. fortunatissimo, ma noi vogliamo sapere Sì. che cosa farà con questi 20.000 euro appena vinti? Ma faranno con lei, signor Sì. La Rosa? Come prima cosa ho pensato che mi piglia la patente, che mi pare una cosa giusta. Ma come, scusi, come la patente? No, la cosa brutta è che c'era un poliziotto vicino, dice, come ha detto, scusi? Appunto. No, ci mi piglia la patente, picchiava 20 anni che mi chiudo ritto, non molesta che mi fermano, mi consumano. Ma perché lei stava guidando senza patente? No, ma ora mi piglio. E come sai piglia? C'è con 20.000 euro, ma a gatto. Ah, c'è fatta, sa a gatta, bravo, complimenti. Scendiamo da sta macchina, scegliamo sta segno. Come scegliamo sta segno? Scusa, avanti, scendiamo. Ma signor Vigile, non mi chiamasse signor Vigile. Ma dico, vai, io con questi 20.000 euro, ora c'eravamo 20.000 euro a uno che guidava la macchina senza patente. Avanti, scendiamo da sta macchina. La moglie, per venire in aiuto del marito che era in difficoltà, dice, signor Vigile, non c'era secondo a mio marito, è embriaco. I mogliere che parlano quando ne visto a parlare. Come? E lei stava guidando la macchina senza patente, per giunta ubriaco. Gravissimo. E allora ci devo fare 2 contravvenzioni. Sì. Una per guida senza patente, Giusto. e una per guida in stato di ebbrezza. Avanti, scendiamo. Ma vai, sapete, signor Vigile, avanti, scendiamo. Ora c'eravamo 20.000 euro a uno che guidava la macchina senza patente, spatta embriaco. Scendiamo da sta macchina. Il bambino dietro, per congiurare l'opera, dice, papà, io ti ho lavorato con una macchina rubata, un nuovo macchiniero. No. Va bene, dai. Giuseppe Castiglia. Grazie. Una domenica impossibile. Grazie. Grazie Giuseppe. Ciao. Giuseppe Castiglia.